Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Civilization 6. Come potete vedere ci troviamo immersi nuovamente all'interno del nostro paesaggio. Allora ragazzi, vi starete chiedendo perché non ho fatto i gameplay appunto negli scorsi 2 giorni. Beh, ho passato gli scorsi 2 giorni a tentare di risolvere un problema relativo al microfono. In pratica io ho il Blue Yeti, come ben sapete, da circa 2 anni e non sono riuscito a registrare negli ultimi 2 giorni perché io intanto ragazzi cerco di andare un po' avanti qui mentre parlo, proprio perché ho avuto delle problematiche relative all'audio. Il mio problema è questo: il Blue Yeti è un microfono ottimo da tutti i punti di vista, ricezione del suono, pulizia del suono, qualsiasi cosa. Il problema è che è alimentato USB con le porte del mio computer, che non funzionano bene perché sono alimentate male, a quanto ho capito. E quindi, essendo alimentate male, non riesco a essere costante con il flusso di audio. Infatti, nelle scorse giornate non sono riuscito a fare video perché ho fatto in 2 giorni, penso, 2 ore di video e le ho dovute buttare tutte. Perché al termine l'audio era massimo, cioè il microfono, a causa di problemi di alimentazione, innalzava la sua sensibilità e andava a rilevare anche rumori. Intanto aspettate, promuoviamo lo scout, movimento più veloce in collina. E andava a rilevare anche suoni, rumori a 5 metri di distanza dal microfono. Intanto lo zar Pietro ci manda una delegazione. Quindi appena finivo il video sentivo questi rumori anche del mare a momenti. Quindi ogni nazione vive di scambi. non era possibile fare una cosa del genere. E allora ho deciso di fare questo. Ho comprato su Amazon un convertitore USB jack da 3,5, lo inserisco nella scheda audio e sfrutto il Blue Yeti come se fosse un microfono da jack da 3,5. Perché il mio computer l'ha sempre avuti questi problemi con le porte USB. Ogni tanto si stacca il mouse, ogni tanto si stacca la tastiera, ogni tanto la scheda audio. Ma è un problema secondo me perché ormai il computer, dopo 6 anni di utilizzo, ormai penso ci sarà qualche problema di usura anche stessa del componente. Quindi dovrei cambiare, penso, anche la scheda madre, perché ogni tanto ci sono problemi che alcune porte USB non funzionano neanche più. Quindi dovrei cambiare nettamente la scheda madre. Però a sua volta, per cambiare la scheda madre dovrei cambiare anche il processore, perché processori di 1155 di socket non ne fanno più. Quindi dovrei acquistare sia scheda madre che processore, sarebbe una spesa immensa. Quindi ho comprato questo piccolo cavetto. Se riesco a fare questo trasferimento evito tutti questi problemi. Oppure, se continua a esserci, cambio microfono e prendo un microfono col jack, uno dei vecchi microfoni che avevo prima. Ok, detto tutto questo, chiudiamo e continuiamo con il gioco. Faccio un video breve ragazzi, perché non voglio perdere troppo tempo per poi non avere il risultato che speravo, perché magari si ripresenta lo stesso problema. Allora, fortifichiamo quest'unità. Lo scout ha scoperto la città di San Pietroburgo, come potete vedere. Infatti ci sono diverse unità dello zar Pietro. Come progresso civico possiamo andare a ricercare la manodopera di Stato, che ci consentirà di avere ottime possibilità nella costruzione e nella produzione di meraviglie. Intanto, che cosa ho fatto? Perché ho fatto una biblioteca? Beh, la biblioteca permette di accumulare punti per il grande scienziato. Il grande scienziato, come il grande generale, è un personaggio che permette di avere grandi possibilità di ricerca e di combattimento. Però deve ovviamente essere ricercato e ottenuto tramite un'accumulazione di punti che avviene tramite delle strutture particolari, come appunto le biblioteche o svariati distretti che incrementino punti per il grande generale. Quindi la biblioteca è importante perché non solo ci dà punti di ricerca in più, ma anche possibilità per il grande generale o il grande scienziato, in questo caso il grande scienziato. Quindi, allora, mancano 5 turni, con questi scout stiamo un po' girando la zona per analizzarla. Vediamo adesso di spostare il nostro guerriero al nord, eccolo qua, per dare un'occhiata qua intorno e avanzare al turno successivo. Quindi ragazzi, Nikwani tekiuahketel tenochtitlan, Weitlatuani, Tlinontigneki, Teyaoshiwani anoso timawiki.
Ecco l'impero azteco. Cerchiamo di non essere troppo cattivi, quindi aggradiamo le offerte da tutti, cerchiamo di non farci nemici sin da subito. Quindi, come vi ho detto, è importante la biblioteca per questo motivo, per accumulare punti per il grande scienziato e soprattutto per i punti di ricerca, che chi ricerca più velocemente ha grandi margini di vantaggio sugli avversari. Purtroppo il mio scout è stato sorpreso dai barbari, neanche avevo visto che erano da quelle parti. Quindi, allora, abbiamo esplorato questo pezzo di mappa. Cerchiamo adesso di effettuare un giro largo. Perfetto. Questa unità la fortifichiamo. Scusami, svegliati. Fortifichiamola finché è guarita. Facciamo un passo in avanti con questi soldati. E adesso passiamo al turno successivo. Quindi ragazzi, scusate se in questi 2 giorni non ho fatto video, ma li ho fatti in pratica i video, però li ho dovuti tutti cancellare perché c'è stato questo problema. Cioè in pratica l'audio saliva alle stelle e io neanche me ne accorgevo, perché essendo in gioco l'audio da solo arrivava a 100 unità, si sentivano davvero rumori anche a 5 metri di distanza. Quindi figuratevi la mia voce, se si sentivano i rumori a 5 metri di distanza, la mia voce era proprio spaccava i timpani. Quindi ho pensato a questo, perché poi ho provato anche il microfono con un altro computer e funzionava. Cioè funzionava perfettamente. Quindi il problema è delle mie porte USB che non sono alimentate bene. Cioè ogni tanto smettono di funzionare. E anche penso per quel microsecondo che non funzionano e funzionano subito dopo, il microfono si resetta o non viene più rilevato. E quindi davvero è brutto, molto brutto, perché si perde tantissimo tempo. Io infatti sto andando un po' veloce perché questi passi già li ho fatti e rifatti nei giorni precedenti. Quindi sto andando avanti così, anche senza dire I molto. vascelli possono navigare lontano, ma le barchette dovrebbero andarci piano. Perfetto. Con lo scout adesso vediamo di andare qua giù. Questi li lasciamo qua vicino appunto ai nostri confini. Fortifichiamo quest'unità e andiamo a ricercare adesso, dopo aver ricercato le navi, la ruota, perché è importantissima per il carro pesante, che è davvero un'unità spettacolare. Perfetto. Come turno successivo andiamo... Ah, giusto, qua c'è lo scout che sta girando. Quindi per adesso questi 2 imperi. Gli Aztechi sono nell'epoca classica. Noi ci arriveremo tra poco. Comunque la biblioteca è un miglioramento del distretto che è davvero molto importante. Un turno e lo completiamo. Si possono addirittura inaugurare i progetti di ricerca, che sono importantissimi per la ricerca del grande scienziato o del grande generale, a secondo del tipo di struttura. Ragazzi, è anche molto importante iniziare con le unità militari. Allora, ecco che si muovono. Facciamo così. Quest'unità la mandiamo ancora più avanti. Perfetto, vediamo cosa c'è. Guerrieri di Ginevra. Fortifichiamo ancora questi. Questi li lasciamo fermi. Allora, la biblioteca terminata. Benissimo. Ecco qua. Adesso cosa possiamo fare? Il monumento ci darà più 2 di cultura, quindi più attrattività più attrattiva appunto per la nostra popolazione. Stavo pensando di fare un'altra cosa. Le borse di studio per il campus, vedete un po'. Progetto dedicato allo sviluppo di un distretto che fornisce scienza e punti grande scienziato. Per il momento non lo facciamo perché abbiamo bisogno di altro. Allora, con il costruttore potremmo costruire 2 miniere vicino alla montagna, una qua e una possibilità di sviluppo per l'incenso. Quindi io farei il costruttore in questi 3 turni e a livello di acquisti potrei comprare gli arcieri, che sono molto utili. E adesso con queste unità vediamo di stare un po' più tranquilli a livello di difesa dei confini. Scusate ragazzi, ma questo video lo voglio fare proprio immediatamente per farvi vedere anche qualcosa sul canale appunto di Civilization e mostrarvi questo problema, che se qualcuno ha il Blue Yeti sicuramente mi può aiutare. Io davvero sono 2 giorni che cerco di risolverlo, ma non ce n'è. Secondo me è proprio il mio computer che ha un problema proprio di porte USB. Non c'è altro. Quindi o cambio attacco col jack oppure
cambio definitivamente microfono se il problema persiste, non è neanche questo. Allora ragazzi, mi sto addentrando in queste pianure per scoprire qualcosa di nuovo. Tra poco finiremo la ruota. Il distretto qualsiasi ormai l'abbiamo ultimato. Amico mio, da questa parte. Addirittura questo è stato potenziato. Harald Sigurðarson stendur fyrir þér. Aldrei var víkingur slík landsnja lagar. Ertu hræddur? L'impero norvegese. L'impero norvegese, Haralda, eccolo lì, è un onore incontrarti e scambiamoci informazioni sulle nostre culture e ci permetterà di migliorare sia l'uno che l'altro. Unità di arcieri, la spostiamo qua, questi sono quasi pronti. Eccolo qua. Un turno al costruttore. Ci ha regalato delle pietre runiche, la tua delegazione è benvenuta. Le delegazioni sono dei doni che permettono di migliorare i rapporti amichevoli, in questo caso, con l'impero norvegese, che dovrebbe trovarsi qua a sud. Ecco qua, me lo ricordavo bene. Come produzione, il nostro costruttore adesso lo invieremo innanzitutto qua alle miniere, siti minerari, e come produzione adesso faremo altro. Intanto andiamo a vedere qua cosa si nasconde. Il mare. Bene. Tu, amico mio, fatti un giro da questa parte. Non salire, non scavalcare i confini di Ginevra. E qua, come produzione, potremmo far cosa? Il monumento potrebbe essere interessante, ma anche il luogo santo. Perché? Il luogo santo crea un distretto dedicato al culto religioso. La meraviglia ancora no, ci vorrebbe troppo tempo. Quindi come produzione possiamo fare il luogo santo e dopo magari il monumento. 10 turni. Il problema è collocarlo in una zona. Qua c'è una fattoria, qua non c'è nulla, però ok, possiamo farlo qua. Sì, perfetto. Unità attende ordini. Ferma. Voi ricaricate le batterie. Voi fermi ancora qua. Turno successivo, ragazzi. Allora, tra 2 turni termineremo la ruota. Ваш народ достоин восхищения. Искусство, наука. Чего еще È желать? possibile intuire anche il comportamento futuro dei personaggi da quello che dicono. Vedete, questa è una semplice una semplice domanda-affermazione che ci può far capire il comportamento degli eroi, dei condottieri nemici. Quindi attenzione a quello che vogliono combinare. Spostiamo quest'altra unità qua e andiamo ad esplorare questa zona. Voi ragazzi siete pronti? Promozione. 10 alla forza di combattimento quando si difende da attacchi a distanze. Questa qui invece contro attacchi da mischia. E abbiamo altri 178. Adesso invece della casella, questa unità la spostiamo qua giù. Gilgamesh Kiengi, Sharuru Kanaku. Latadar, Anaku Ibrija Tibaku. Bene, abbiamo incontrato Gilgamesh, re di Sumeria. È un onore incontrarti e scambiarci informazioni sulle 2 culture. È utile a tutte e 2. Allora, qua ci siamo mossi. Questi li lasciamo qua. Questi li lasciamo pure qui. E stiamo pronti. Il costruttore è arrivato. Mais e cioccolato. Te lo offriamo. La tua delegazione è benvenuta. Ottimo. Vediamo di farci amici gli Aztechi. Potrebbe essere la ruota interessante. gira lentamente, però gira. La ruota. Un'economia solida inizia con una forza lavoro forte e ben istruita. Ok, vediamo cosa possiamo fare. Più 15% alla produzione, costruzione, oppure vediamo un po' il costo di mantenere l'unità ridotto di 1 per ogni turno. Potrebbe essere interessante. Di 1 di oro per turno per ogni unità. Ok, confermiamo queste politiche e guadagniamo un punto di oro in più. Come ricerca ci lanceremo immediatamente nella lavorazione del bronzo, perché è utile per i lancieri, anch'essi molto importanti. Col costruttore finiamo la miniera. Con questi ci spostiamo qua. E adesso, come progresso civico, vediamo di lanciarci. Vediamo dove. Allora, fonda un pantheon, un avamposto barbarico. Potremmo andare direttamente nel misticismo, grazie alla possibilità del nuovo centro di culto che stiamo per ricercare. Fortifichiamo. Amico mio,
fatti un altro giretto, vediamo cosa c'è qua sotto. Tu vai di qua. Attraversa, attraversa, attraversa. Benissimo ragazzi, allora io finisco qui questo video. Vediamo un po' adesso se funziona tutto. Ci becchiamo ragazzi all'interno della prossima avventura. E al prossimo video fatemi sapere cosa ne pensate. Più per quanto riguarda ovviamente la questione del microfono, se sapete come risolvere in altro modo. Ciao a tutti.